La parola chiave della giornata è sostenibilità. Sostenibilità che poggia su tre pilastri: economico, ambientale e sociale. Economico perché bisogna far prendere un po' di soldini al produttore, perché con questi soldi può investire nella propria azienda. Ambientale, quindi ottenere un prodotto più sano, ottenere un prodotto con una riduzione per non arrivare magari al zero input chimici, quindi proprio per salvaguardare meglio l'ambiente. Sociale perché se io ottengo un fiore senza input o ridotti input chimici, ottengo un ambiente più salubre per l'operatore che ci lavora all'interno. Quindi è per quello innovazione varietale, quindi andare alla ricerca della varietà più performante per il mercato veneto, perché ricordiamoci che la maggior parte delle ditte di giovani piante, quindi breeder, vanno a costituire stelle di Natale in un mercato diverso dal nostro, nell'ambiente nord europeo, quindi bisogna testare nel nostro territorio veneto i prodotti che alle volte si discostano e quindi è giusto dare una serie di dati oggettivi al produttore. Nello stesso tempo innovazione varietale, ma innovazione anche di processo, quindi riducendo gli input, ecco che qui si innesca la difesa ai fitofagi con lancio di insetti, quindi riducendo gli input chimici. E questo è il terzo anno che otteniamo una stella di Natale con insetticidi zero con lancio di antagonisti. Questo è merito non solo nostro, ma è merito della collaborazione proficua ormai da diversi anni con le associazioni di produttori e associazioni florvivaistici veneti. Parliamo associazione florvivaisti veneti di Verona, parliamo di Flor Veneto, rispettivamente presidente Bellini e Vetoretto. Con loro abbiamo un proficuo rapporto dove ci confrontiamo e andiamo a realizzare tematiche di sperimentazione per gli anni futuri. Questo grazie anche al tecnico di Flor Veneto e della Cooperativa Spazio, il dottor Lazzarini, e grazie anche al rapporto di collaborazione per più anni con il gruppo Geofen Bioplanet, dottor Cerantola, dottor Poletti e dottor Lanza, perché con la squadra giusta si può vincere, con la squadra si può andare a pianificare una strategia di difesa ottimale, monitorando ogni 10-15 giorni il prodotto e andando poi a correggere eventuali tiri. Questo quindi in sintesi per arrivare a un prodotto più sostenibile, a un prodotto più salubre, a un prodotto di una qualità veneta.